Gli ucraini continuano la loro fuga dalla guerra e nei prossimi giorni gli arrivi di profughi in Veneto potrebbero aumentare. La Polonia ormai è satura e non può più accogliere. A spiegare la situazione sempre più drammatica il console onorario per l'Ucraina Marco Toson. Nelle prossime ore sono attesi in Veneto 200 bambini sfollati dagli orfanatrofi. Molte le richieste di accoglienza che arrivano dai privati, ma serve organizzazione, spiega il console, che prevede tempi molto lunghi per la risoluzione del conflitto. Attenzione che queste persone non potranno rimanere un giorno o una settimana, dovranno rimanere, speriamo che la guerra finisca presto e possiamo portare queste persone a casa, ma prevediamo che ci siano delle problematiche notevoli, che queste persone devono trattenersi sui nostri territori per un periodo molto lungo. Serve coordinamento anche per reperire gli aiuti. Il sito Hope per l'Ucraina viene aggiornato quotidianamente con le richieste di beni necessari. Drammatica anche la situazione degli imprenditori veneti che hanno sedi in Ucraina e stanno cercando di salvare le produzioni. Tantissime aziende ci stanno chiamando per attività praticamente che sono saltate o filiere di impresa che praticamente non riescono a far fronte praticamente alle loro attività. Quindi crisi per le imprese italiane che erano presenti nel territorio ucraino e crisi per le aziende italiane che facevano del territorio ucraino una fonte di approvvigionamento o di distribuzione. Padova è in prima linea con il MAP, il mercato agroalimentare, per ricevere prodotti deperibili da distribuire in tutta Italia. Sono in arrivo 120 camion di mele dall'Ucraina. Abbiamo creato un centro su Padova e anche su Verona per cercare di accogliere materie deteriorabili, quindi materie di alimentari che praticamente quelle che sono possibili fare uscire, perché alcune sono bloccate per le uscite per l'emergenza ucraina, ma certe possono uscire e quindi stiamo organizzando trasporti di per esempio 120 camion con magazzini importanti ucraini che vengono spostati nel territorio italiano per evitare che siano praticamente persi o bombardati. Intanto anche il comune di Padova ha attivato un numero per fornire informazioni ai profughi in arrivo in città. Abbiamo attivato un centralino in cui dare risposta, sono moltissime le domande, come fare i documenti, dove andare, proprio un centralino di informazione che smista in maniera corretta e dà aiuti in tutti i sensi.